Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match, una puntata come sempre divisa in tre parti. Ermanno, dividiamo tra la parte storica e la parte dell'attualità e anche del territorio, possiamo dire, ma l'appuntamento con la storia è un appuntamento un po' particolare, possiamo dire, no? Ma diciamo la storia riguarda il passato. Poi c'è la storia presente che ancora consideriamo cronaca, ma per esempio quello che sta succedendo a Venezia. E quindi si sono venduti l'Arsenale, un sesto del territorio veneziano, che è stato ceduto alla Marina italiana, al Ministro della Cultura, e i veneziani dovranno subire le iniziative, cioè quando mai una città cede un sesto del proprio territorio a gestire ad altri che non c'entrano niente. Allora poi ci si domanda come mai Venezia la gente comincia ad andarsene o continua ad andarsene. E invece questo si può rimediare perché questo pezzo di Venezia è una risorsa. Il problema è avere un po' di fantasia per gestirla. Il problema è che il Comune l'ha ceduta. E allora vorrei chiedere al nostro sindaco di Venezia, cui Prodest, visto che l'ha regalata, almeno, dico, un pezzo di Venezia così grande valeva qualche centinaio di miliardi di euro, ormai l'euro non vale più niente. E quindi vorrei sapere che cosa l'ha indotto a fare una cretinata di questo genere. Vi pensate se una cosa di questo genere fosse successa all'epoca del Doge? Il Doge sarebbe stato decapitato, perché è già successo che un Doge, giusto professore? Un Doge fu capitato proprio per questo, perché si voleva appropriare di Venezia e i veneziani hanno detto questa è una repubblica, resta repubblica, gli ha tagliato la testa. Ecco, allora se ci fosse la ghigliottina questo rischierebbe, ma da parte questo, Venezia, poi parliamo dell'Ucraina, che è un altro pezzo di storia perché lo troveremo poi su libri di scuola tra qualche decennio, è una guerra, se ci sarà o non ci sarà, una guerra incerta. E poi quello che parliamo adesso invece è, Tullio, a te la allora parola. parliamo della caduta del Regno delle Due Sicilie, ma soprattutto parleremo di quelle che sono state le conseguenze, che cosa è successo dopo l'impresa, quella che viene raccontata come l'impresa dei Mille, l'unità d'Italia, e dopo fatta l'unità d'Italia per il meridione è iniziato un periodo difficile, Ermanno. L'unità d'Italia la spiegheremo, cercheremo di andare, è un pezzo particolare e fondamentale dell'unità d'Italia, l'annessione del Regno delle Due Sicilie. Come è stato fatto, con quale intento, quali vantaggi, cui prodest, perché abbiamo fatto l'Italia, poi qualcuno ha detto adesso facciamo gli italiani, e questa è una bestemmia, gli italiani c'erano anche prima, e allora di questo parleremo immediatamente con dei nostri ospiti. Certo, io li presento subito ai nostri telespettatori. Abbiamo in studio il professor Patrizio Zanella, buonasera. Buonasera. Professor Zanella è un giornalista, è un docente di storia, e abbiamo in collegamento il professor Gennaro De Crescenzo. Buonasera professor De Crescenzo. Buonasera a voi, grazie. Buonasera, ci mancherebbe. Ecco, lei oltre a essere è un giornalista, è un docente e anche presidente del movimento neoborbonico, è corretto? È corretto, sì, diciamo che da un bel po' di anni, adesso sono davvero tanti, dal 1993, ci siamo inventati questa provocazione culturale giù a Napoli, con l'idea di iniziare a raccontare la storia in maniera un po' diversa. Lei, insomma, voi anche lì presenti in studio, che siete così legati alla storia della vostra grandiosa Venezia, del vostro territorio, sapete bene che cosa vuol dire la storiografia ufficiale, che cosa vuol dire il racconto di un certo tipo di storia da parte dei mezzi di comunicazione ufficiali. Quindi è tutto un po' complicato quando si vuole tirare fuori una storia alternativa rispetto alla vulgata risorgimentalista, liberale, massonica che conosciamo ormai da 160 anni, è un po' complicato. Quindi noi mi inventai con un gruppo di amici questa provocazione culturale senza avere però obiettivi di carattere monarchico, secessionistico, politico, partitico,
semplicemente una provocazione culturale che potesse in qualche modo suscitare una curiosità, e devo dire che questo esperimento è riuscito bene, perché poi dal 93 a oggi siamo diventati davvero tanti. Il borbonismo, tra virgolette, è diventato una specie di trend abbastanza seguito sui social, oppure anche con un certo tipo di pubblicistica, con dei best seller che hanno in qualche modo segnato una nuova storiografia. E il nostro intento, ripeto, è semplicemente quello di tirare fuori una storia differente. Io personalmente nasco come studioso dopo la laurea specializzato in archivistica, e lì ho scoperto che tutto quello che ci avevano raccontato nelle scuole, dalle elementari fino alle superiori, fino all'università, era insomma leggermente falso, e quindi bisognava inventarsi una nuova corrente storiografica. Per tanti aspetti ci siamo riusciti, c'è ancora tanto da lavorare, però i risultati ci stanno dando ragione in termini di consenso, di seguito, perché quando si racconta la verità, poi la gente capisce che in qualche modo si fa questa operazione in totale buona fede, in totale sincerità, non ci sono doppi fini, non ci sono altre ambizioni se non quella di ricostruire una nostra storia, una nostra identità, e partire da lì magari per ritrovare un orgoglio perduto per troppo tempo, e perché no, prima o poi magari costruire e costituire delle nuove classi dirigenti degne di rappresentare il Sud, così come purtroppo non è capitato in questi ultimi 160 anni. Direi che è un dovere, non è soltanto una tendenza, mi scusi, è un dovere, perché se è vero, ed è vero, che la storia insegna, se io non racconto la storia vera non insegnerò nulla. Poi è vero che la storia viene scritta dai vincitori e non dai vinti, di conseguenza il cattivo è sempre quello che ha perso, anche se magari aveva ragione. Un attimo fa parlavo con il nostro ospite, il professor Zanella, sulla guerra dei boxer in Cina, no? Come siamo andati ad aggredire la Cina, tutto il mondo, è stata la prima guerra mondiale contro un solo paese, e hanno perso la guerra, hanno dovuto anche pagare i danni che noi avevamo fatto, ovviamente, non solo a loro ma anche a noi, cioè quelli che avevamo ricevuto perché si sono difesi. Quindi diciamo che la storia spesso è male interpretata, cioè gli avvenimenti vengono interpretati male e spesso vengono stravolti. A scopo quale? Per quale scopo? A scopo meramente di convincere le persone che il vincitore aveva tutte le ragioni di vincere e quello che ha fatto era santificato. Ora sappiamo che con perfetta coscienza, che per quanto uno sia bravo qualche errore lo fa, e quindi è giusto che venga ammesso anche l'errore. Ma qui non ci troviamo di fronte a un errore, ci troviamo di fronte a un capovolgimento dei fatti storici. E quindi andremo ad analizzare questi fatti, a interpretarli, a capire come mai i buoni sono diventati banditi e gli invasori sono diventati invece dei santi e per un'unità d'Italia che è stata fatta in una determinata maniera, non per gli italiani. Tant'è che poi D'Azeglio dice: fatta l'Italia, quindi l'Italia è il territorio, non sono gli italiani, è come Venezia, Venezia è Venezia, i veneziani non valgono niente. E allora, fatta l'Italia, adesso facciamo gli italiani. Non ci riuscirono subito, ma Mussolini cercò di farlo, l'omologazione della scuola, la riforma gentile fu proprio un sistema per creare l'italiano. Ma in realtà, scusate, chi ha fatto veramente l'Italia, ha creato un humus continuo e contiguo, è stata la RAI, la radio-televisione italiana, la televisione e la radio, perché finalmente tutti hanno parlato la stessa lingua che altrimenti nelle scuole non si riusciva a farla penetrare così, diciamo, quotidianamente e usarla in maniera quotidiana, anche se poi ogni regione ha conservato la propria lingua. Qui nel Veneto la lingua è ancora forte, difficilmente si sente parlare in italiano, ma questo è un altro paio di maniche. Allora, volevo aprire questo dibattito dall'ultima battaglia, praticamente la fine del Regno di Sardegna e l'inizio dell'Unità d'Italia, così chiamata Unità d'Italia, anche se poi Vittorio Emanuele II spesso diceva l'unità della
del regno di Sardegna, ancora era affezionato al suo regno, aveva ampliato il suo regno ma non aveva creato l'unità d'Italia. Poi naturalmente gli storici hanno corretto un po' perché sarebbe stato un po' sconcio questa affermazione, ma i re possono dire quello che vogliono e quindi è giusto che venga anche ricordato questo. Allora, partiamo con il primo contributo, la caduta di Gaeta, perché è lì che si sono rifugiati i reali del regno dei Borboni, e quando si usa il termine Borbone è un termine dispregiativo. Io sottolineo questo per i nostri telespettatori, perché poi andremo a vedere qual era l'economia dell'epoca nel regno delle due Sicilie e qual era l'economia di tutto il resto dell'Italia, compreso il Piemonte, e avremo una sorpresa. E soprattutto la socialità che c'era nel regno delle due Sicilie e quella che invece ancora non era cresciuta nel resto dell'Italia. E allora osserviamo la prima parte, quando finalmente purtroppo Maria Sofia, moglie di Francesco II, devono imbarcarsi e andare a Roma in esilio, e finalmente è conquistato una fetta di territorio molto importante e molto contesa. Era contesa dai francesi, era contesa dagli inglesi, e quindi questa viene conquistata, diciamo, viene ceduta da Garibaldi col famoso stretta di mano di Teano, che è quasi un falso storico perché a Teano non si incontrarono mai. La stretta di mano, praticamente Garibaldi cede improvvisamente tutta la sua conquista e questo è il suo consenso, anche perché Garibaldi aveva consenso. A differenza di Vittorio Emanuele II, il re d'Italia non aveva consenso, Garibaldi ne aveva moltissimo. E entreremo nell'argomento. Allora, contributo numero 1 e poi ci parleremo sopra. Il 10 febbraio 1861, dopo 93 giorni di assedio, Gaeta, ultima roccaforte borbonica, cedeva all'esercito piemontese. Francesco II, re delle due Sicilie, con la moglie, la regina Maria Sofia di Baviera, prima dell'arrivo di Garibaldi, si era rifugiato a Gaeta il 6 settembre 1860 per risparmiare Napoli dalla distruzione dei bombardamenti e dei combattimenti. Le vittime militari a Gaeta furono circa 900, ma ci furono migliaia di vittime, oltre 4.000 tra i civili rimasti uccisi sotto i bombardamenti dei piemontesi. Il regno delle due Sicilie cesserà di esistere il 13 febbraio 1861 con la firma dell'armistizio. Francesco II di Borbone e la regina Maria Sofia lasceranno una Gaeta devastata da oltre 50.000 colpi di cannone a bordo di una corvetta francese che li porterà in territorio pontificio a Roma, dove inizierà il loro esilio. È stato questo l'epilogo della conquista del regno delle due Sicilie, che aveva come obiettivo da un lato il risanamento delle finanze del Regno di Savoia, ormai sull'orlo della bancarotta, dall'altro il controllo di un territorio importante del Mediterraneo da parte inglese. Nel 1859 il debito piemontese era di oltre 1 miliardo di lire, c'erano da pagare i danni di guerra all'Austria e i debiti della guerra in Crimea. Per sostenere il debito era intervenuta la banca Rothschild, che aveva creato però un rapporto di dipendenza. Per evitare la bancarotta servivano dunque nuovi territori e denaro che si poteva recuperare mettendo le mani nelle ricche tasche dei Borboni. Ma re Vittorio Emanuele II non aveva né l'esercito né i soldi per pagare un'operazione del genere. Inoltre una guerra in Italia avrebbe innescato una reazione austriaca. A sostenere economicamente l'operazione saranno gli inglesi. Il regno delle due Sicilie era un territorio strategicamente importante e poi ricco e culturalmente avanzato. Importanti erano le miniere di zolfo per l'agricoltura, ma anche per l'esercito, ma c'erano poi le zone di pregio vinicole, le tante attività industriali e un'importante flotta commerciale. La conquista del regno da parte dei Savoia era peraltro accettabile per Londra, che non vedeva nella casa sabauda una rivale perché non avevano interesse al dominio marittimo. Non volendo figurare però come i responsabili dell'aggressione, fu individuato un condottiero già trafficante di schiavi, quel Giuseppe Garibaldi, figura identificata
ideale per l'operazione. Sulla spinta irredentista Garibaldi raccolse denaro e armi al grido: o si fa l'Italia o si muore. Ma il regno borbonico era di interesse anche dei francesi, dopo che Cavour a Plombier nel 1858 aveva concordato di affidare il regno delle due Sicilie o a Luciano Murat o al principe Girolamo Napoleone Bonaparte, che sarebbe convolato poi a nozze con Clotilde di Savoia. La Francia sarebbe intervenuta a fianco dell'esercito piemontese contro l'Austria per la conquista del Lombardo-Veneto, e in cambio dell'intervento militare la Francia avrebbe ottenuto dal Regno di Sardegna la Savoia e possibilmente Nizza. Alla fine, tra Parigi e Londra, prevalsero però i denari inglesi, che finanziarono e gestirono l'operazione, comprando a peso d'oro i generali borbonici, spianando così la strada ai 1000 di Garibaldi, che furono in grado di avere la meglio su un esercito ben organizzato, più numeroso e meglio armato. Così facendo, i Savoia si salvarono dalla bancarotta, dando vita alla predazione delle ricchezze del regno borbonico, svuotando le banche e trasferendo al nord la tecnologia industriale. Il territorio delle due Sicilie sarà vessato e sfruttato. Non si era fatta l'unità d'Italia, ma si era conquistata una colonia. Gli inglesi avevano speso molto in questa operazione, ma si rifaranno, avendo conquistato la supremazia commerciale nel Mediterraneo e anche verso l'Oriente. Ecco, vediamo questo primo aspetto, professor Zanella. È l'aspetto commerciale, ma soprattutto chi muove chi, e chi è il pupazzo e chi è chi muove i pupazzi. Perché certamente 1000 persone, peraltro disarmate, come erano i garibaldini, perché partivano, e Garibaldi lo scrive nelle sue memorie, 1000 cartucce e una baionetta partirono da Genova, perché furono costretti a posare giù i fucili ingannati da Cavour, e quindi come fanno a conquistare la Sicilia? Questa è diciamo, una cosa molto strana. Prego. Gli spunti che ha fornito il filmato sono tanti, sono molteplici, ed è tanta la carne al fuoco che è stata messa in questi pochi minuti, insomma. E intanto è giusto ricordare che l'unità d'Italia è il frutto di una, chiamiamola, felice congiuntura internazionale. Dico felice per l'esito che ne è sortito, poi si può dibattere o meno. Anzitutto va ricordata l'abilità diplomatica di Cavour, la sua capacità di tessere continuamente i contatti e di far coinvolgere varie figure per questa operazione, la capacità del condottiero Garibaldi, di cui possiamo casomai tornare proprio sulla spedizione, la politica determinante degli inglesi, che finanziando alcuni vascelli e anche altre spedizioni si sono assicurati l'esito della missione, e le azioni militari dei francesi e dei prussiani. La messa insieme di tutto questo, assommata poi al momento politico culturale del Regno delle due Sicilie, che stava attraversando un momento di debolezza, isolato sul piano internazionale, con un re che era subentrato a Ferdinando II, Francesco II, 23enne, 24enne, non aveva nessuna esperienza, e questa spedizione di Garibaldi trova subito anche un consenso in una Sicilia che aveva una tradizione autonomistica antiborbonica da decenni, dobbiamo ricordarlo, da secoli, ecco. Per cui Garibaldi, è giusto ricordare che se sbarcano con 1000 diciamo cartucce e una baionetta, ricordiamo che quando arriveranno verso Napoli sono già 50.000. Sono già 50.000, per cui... Ma raccontiamo il percorso, perché il percorso è importante. Sono 50.000, è vero, non solo, ma lui avrà anche generali all'interno del suo esercito, avrà ufficiali, 7.000 graduati che non verranno riconosciuti poi dal Regno d'Italia, e quindi diventano dei disoccupati e diventano i banditi famosi, no? Ecco. Ma come ha fatto? Senza armi, con 2 navi che la storia dice siano state rubate, no?
a Rubattino, giusto? Sì, l'intrepido Rubattino. L'intrepido Rubattino ricevette le cambiali da Vittorio Emanuele II, il quale, quando andò da Rubattino, dice: dammi le navi perché poi faremo l'Italia e ti sarò riconoscente. Rubattino molto tranquillamente disse: maestà, ma io non ho soldi per poter finanziare questa cosa. Quindi Vittorio Emanuele II non aveva il denaro, ha firmato cambiali e sono state, tra virgolette, rubate, perché non poteva, se no sarebbe stata una dichiarazione di guerra del Piemonte contro il Regno delle Due Sicilie. Teniamo presente che Francesco II è un Savoia, è Borbone da parte paterna, ma da parte materna è Savoia. Quindi sono due, diciamo, parenti stretti che si combattono, ma soprattutto lui, diciamo, la colpa di Francesco II è di non essere un aggressore, è di essere tranquillo e di essere stato ingannato dalle persone che gli stavano attorno, perché a corrompere questi generali sono stati gli inglesi, tirando fuori una quantità di denaro mostruosa, ed è la massoneria di Londra e di Liverpool, a cui era scritto, quella di Liverpool era scritto Garibaldi, che pensano questo modello nuovo di fare la guerra, perché se fosse uscito a questa situazione, l'Inghilterra attacca il Regno delle Sue Sicilie, era una guerra terribile. Gli inglesi sono sempre molto contrari a comparire nelle guerre, le fanno, ma le fanno fare agli altri. Ma creano anche un modello, ed è lo stesso modello che viene utilizzato poi successivamente nella Prima Guerra Mondiale, l'Ores d'Arabia. Un nessuno che andava a fare scavi perché era un archeologo, conosceva bene la lingua e sembra che lui abbia fatto tutto quello che ha fatto. In realtà dietro c'erano gli inglesi con tutti i mezzi eccetera, però compariva questo personaggio strano che poi ha distrutto da solo, ha distrutto un impero identico, copia e incolla di Garibaldi. Garibaldi è importante, ma Garibaldi fa poche battaglie. E quando sbarca, si ricordano che viene individuato da una nave borbone in una cannoniera borbonica nel porto di Marsala. Vengono avvisati addirittura di questo arrivo e di questa spedizione, viene sottovalutato dai Borboni questo arrivo, insomma, tanto più che si finge una manovra dei due vascelli per andare verso la Tunisia e mi vireranno verso Marsala solo all'ultimo momento, però erano stati avvisati i Borboni di questo attracco. Ma allora, io ho un fascicolo dove ci sono tutte le fotografie e dove non sono riuscito a fare fotografia, il ritratto a matita di tutti i garibaldini, quindi più ufficiali di così non c'era. Quello che era contrario era Cavour. Quando a quarto devono partire, lui inganna Garibaldi e dice: vi ritiro i vostri fucili, perché avevano fucili di tutti i tipi, raccolti così da benefattori, e vi darò gli chassepot francesi perché hanno retrocarica, quindi e non gliela darà mai. Quando arriva il momento, perché arriva la grande tempesta, si deve partire, Garibaldi dice: io non parto perché cosa vado a fare? No? E loro ci sono i fratelli massoni inglesi, dice: non ti preoccupare, vai pure. Ma lui non va dritto, lui si ferma a Livorno. A Livorno c'è il grande banchiere Abrami, che avrà la prima mazzetta della storia d'Italia. Abrami sbarca una ventina di giovani iscritti alla Giovane Italia perché erano pericolosi. Quelli erano persone serie, erano come le Brigate Rosse, andavano e ammazzavano, no? Tant'è che sono quelli della Giovane Italia che fanno l'attentato a Napoleone III, perché Napoleone III era iscritto anche lui alla Giovane Italia quando era in Italia. Che intreccio strano, no? E Abrami finanzia, incontra Abrami il grande banchiere e lo finanzia, lui andrà fino poi, perché i Garibaldi non li aveva pagati,
gli aveva promesso, poi erano partiti, gli aveva dato un buon credito, una lettera di credito, che se fossero tornati andavano in banca a ritirare i soldi. Questi hanno capito che era stata una presa per i fondelli di Garibaldi, ma Garibaldi era abituato a fare queste ben altre cose. E prosegue verso Marsala. E a Marsala, quando lui deve entrare nel porto di Marsala, che allora era un po' più complesso rispetto ad oggi, non riesce a entrare, per cui tira dritto, poi trova dei pescatori, li tira a bordo, che gli indicano come entrare con la nave, ma abbiamo all'entrata della nave, messa perfettamente per traverso, una cannoniera inglese, quindi non possono neanche entrare. Ma dietro Garibaldi gli sta inseguendo due cannoniere, di cui l'ammiraglio è l'ammiraglio Schacht, no? L'ammiraglio Schacht che cosa fa? Naturalmente deve affondare le due, perché le stavano aspettando. Le aspettavano e quindi cominciano ad avvicinarsi, però non possono sparare. La cannoniera inglese messa per traverso si apre, lascia aperto il porto, le due navi a ruota, erano battelli a ruota, entrano nel porto e i ribelli cominciano a uscire. Nel frattempo arriva questa cannoniera. Schacht è figlio di un ammiraglio inglese. La scena è questa: tutto il porto di Marsala è coperto da bandiere inglesi. Allora questo comandante Schacht, che deve sparare contro, rischia di colpire le bandiere inglesi, oppure rischia di colpire il collega inglese che è sulla cannoniera. E allora cosa fanno? Si fanno dei segnali con le bandiere di tregua e lui monta su una scialuppa, va dal collega inglese, prendono il tè assieme, poi ritorna e si mettono d'accordo, allora tu sposti la nave, io entro e farò queste cose qua. Nel frattempo i garibaldini sono smontati, ma sono disarmati. Provate a immaginare una manifestazione a Roma di 1000 persone, no, che deve fare la rivoluzione e, non so, dico per un'esagerazione, ammazzare il Papa. Sarebbero neanche riusciti a fare 3 passi, giusto? Ma loro riescono a fare cosa? Ci sono 3.500 ungheresi e inglesi perfettamente armati che si muovono in accordo con i garibaldini e comincia la lunga marcia verso Napoli. Il comandante inglese che comandava la cannoniera borbonica sarà il primo ammiraglio della flotta italiana dopo la dichiarazione dell'Unità d'Italia. Evidentemente qualcosa era successo. Gli inglesi avevano tutte le loro, diciamo, lunghe mani all'interno del sistema borbonico. Perché allora temevano tanto questa situazione gli inglesi? Perché era già successo. Attraverso il genitore, il padre, che si chiamava Ferdinando II, aveva ceduto lo sfruttamento di una delle risorse più importanti dell'epoca, lo zolfo. Lo zolfo, sì. Lo zolfo, prego professore. Sì, era una delle attività più... Ciaula scopre la luna, Sì, era una delle attività più fiorenti, è una delle attività che dava maggiore economia al Regno delle Due Sicilie, ecco. Per cui lo zolfo era una modalità di un investimento che garantiva, ecco, anche un flusso e un'economia. Va ricordato anche che c'è una frattura civile all'interno del Regno delle Due Sicilie, all'interno dei Borboni, che era dovuta anche da una continua lotta e rivoluzione che era cominciata nel 1799, ripetuta nel 1820, 1849. Beh, il merito era di Napoleone I. Sì, è chiaro, diciamo, che in questo frangente cosa fanno i Borboni? Organizzano un sistema repressivo e poliziesco per stroncare tutti i comitati rivoluzionari.
Questa è un'altra, diciamo, azione politica spicciola, dove verranno stroncati tutti i tentativi di introdurre anche i primi elementi, no, di diritti e di diritti civili, delle libertà civili di cui si faceva riferimento, e che in qualche maniera raffredderanno i rapporti poi di fiducia verso la corona da parte del ceto colto, soprattutto, perché dobbiamo ricordare anche questo, che i quasi 10 milioni di abitanti che facevano parte del Regno delle Due Sicilie avevano la gran parte della popolazione, i contadini erano con la corona, poiché con la corona era schierato anche il clero. Ricordiamo un concordato del 1818 per cui i Borboni si erano accaparrati la benevolenza quindi del Papa e anche dei Gesuiti, della compagnia dei Gesuiti. Il ceto colto però del Regno delle Due Sicilie anelava a questa maggiore autonomia, ma anche un maggiore riconoscimento delle loro libertà civili, cosa che non verrà mai concessa, anche se una Costituzione viene data nel 1848-49, Ferdinando II si affretta subito anche a congelarne le conseguenze. E Ferdinando II non riuscirà poi più a prendere il polso della situazione per quanto riguarda il riconoscimento di queste libertà civili. Però in questo contesto facciamo vedere anche un altro aspetto: non è solo il Borbone che ritira o che limita l'attuazione della Costituzione, lo fa anche Pio IX. Dà la Costituzione e poi la ritira. Ma perché cosa succedeva? Chi è che ha innescato questo meccanismo? È Napoleone. Napoleone dice: i cittadini hanno una loro capacità politica e devono esprimerla, e quindi è tutta un'altra cosa. E lo stesso succede anche in Piemonte, non è soltanto la Sicilia, è che sta cambiando un sistema. L'innesco è stato fatto da Napoleone, è stato fatto male, ma comunque è stato innescato, e comunque la gente incomincia a pretendere di poter appartenere al mondo politico e poterlo gestire, e da lì poi crescerà in varie maniere una sorta di evoluzione democratica del mondo intero. Saranno gli Stati Uniti che ci porteranno la migliore democrazia, non certamente i vecchi sistemi. Però questa era la situazione. Quindi, posso aggiungere una cosa? Sì. Prego. Non vorrei sbagliare il cognome, Ermanno, prima diceva una cosa sacrosanta. Sì. A proposito della natura, diciamo, strana di questo processo risorgimentale, che però, ricollegandomi invece a quello che diceva il collega poco fa, è comunque una natura eterodiretta. Nel 1799 il Borbone non soffocò la libertà, nel 1799, così esattamente come è capitato in Veneto, tra l'altro. Ecco, consentitemi di dire una cosa in premessa. Prego. L'Italia unita andava unita come stiamo facendo noi stasera, andava unita nella reciproca conoscenza, nel reciproco rispetto, anche nella possibilità di riconoscere i tratti comuni che abbiamo avuto in questa storia che è plurisecolare, no? In questa penisola che ha avuto comunque una cultura comune. Che cosa c'è di più bello magari del ricordo delle insorgenze venete contro i giacobini e i francesi, che erano esattamente uguali a quelle insorgenze napoletane e meridionali in testa guidate dai calabresi nel 1799. Perfetto. Quindi noi abbiamo avuto delle storie comuni belle, delle storie comuni importanti. Le hanno cancellate perché appartenevano ad altre matrici di carattere culturale, magari tradizionaliste, cristiane, e quindi voi ci insegnate in questo senso qui che cosa vuol dire resistere all'invasore francese, no? Lo facevamo anche noi per 3 giorni, 8.000 morti a Napoli, 60.000 in tutta la campagna del mitico 1799, altro che mitico, quella fu un'invasione straniera, no? Né più nemmeno un'invasione straniera guidata da questi francesi che poi sarebbero diventati in qualche modo la più grande potenza mondiale in quegli anni, con Napoleone che, paradosso di paradossi, beffa delle beffe, da fondatore, diciamo, di una repubblica, lì diventò poi un imperatore. Quindi fu un'operazione di conquista, come ha detto anche recentemente il grande John Davis in un suo libro,
che parte nel 1799, ritorna a Napoli tra il 1806 e il 1815, però quelli sono episodi di imperialismo straniero francese che cercava di trovare le proprie sponde in tutta Italia e anche a Napoli. La stessa cosa, cambiate le cose da cambiare, capiterà poi con i famosi moti liberali, prima quelli del 2021, poi quelli del 48. Diceva benissimo prima Ermanno, sono moti legati indissolubilmente alla massoneria, indissolubilmente all'Inghilterra. Questo arrivò a dirlo addirittura un signore come Benedetto Croce, che non era certamente di simpatie venetiste o di simpatie borboniche, questo lo possiamo escludere, il quale però a un certo punto in un suo testo dice: dobbiamo ringraziare Ferdinando II se è riuscito a conservare la Sicilia all'Italia, perché se no la Sicilia oggi ci parlerebbe forse con una buona parte dell'Italia in lingua inglese, no? Quindi certo, anche in quel caso lì erano dei moti che si appoggiavano ad alcuni sostenitori locali, pochissimi. Sai quanti erano, professori, i famosi esuli napoletani, quelli che avrebbero poi guidato questo processo di unificazione italiana da Torino, no, in esilio? Non lo dico io, lo dice una studiosa del Risorgimento, molto attenta alle posizioni risorgimentaliste come la De Lorenzo, Renata De Lorenzo. Erano non più di 80-90 persone, al fronte di una popolazione di 10 milioni di persone. È vero che i contadini stavano con il Borbone, con la corona e con la monarchia, ma gran parte della popolazione si schierò col Borbone. Tant'è vero che poi per oltre 10 anni fu combattuta in tutto il sud una guerra, la famosa guerra del brigantaggio, che poi tanto guerra del brigantaggio non fu, e questo nelle campagne di tutto il meridione d'Italia, Sicilia compresa, anche se spesso viene ignorato. Mi scusi, io tutto sommato la fermo un attimo, perché sì, poi fa parte andiamo per capitoli e affronteremo anche il problema del brigantaggio. Attenzione, il brigantaggio, a breve entriamo anche in quel discorso. Il brigantaggio, attenzione, dopo l'occupazione del Veneto ci fu anche in Veneto e furono chiamati briganti, ma era gente che voleva restare veneta e restare con Venezia, e Venezia si ribella all'Austria e abbiamo l'invasione degli austriaci e vanno a prendere Venezia, e quelli che si ribellano agli austriaci perché non li volevano, i veneti, sono briganti, perché durante l'ultima guerra Actum banditen erano i partigiani, è la stessa cosa, quindi dipende da chi racconta i fatti. Allora, l'amore per i Borboni è perché i Borboni non mettevano grandi tasse, e ne parleremo tra breve. Adesso passiamo da Gaeta alle vittime dei lager dei Savoia. Siccome molto si è parlato, e peraltro abbiamo visto anche delle discussioni con insegni, diciamo, storici, quindi vorremmo vedere queste cose secondo un'altra prospettiva. Cosa vuol dire banditismo e cos'è stato questa reale persecuzione di persone che vivevano tranquillamente nei paesi e nelle città del Regno delle Due Sicilie e che vengono costretti a rifugiarsi nelle montagne e a difendersi. Contributo numero 2. Nonostante gli accordi stipulati nell'armistizio del 13 febbraio 1861 a Gaeta, migliaia di soldati borbonici che non avevano voluto tradire il giuramento di fedeltà a re Francesco II e passare sotto la bandiera piemontese furono deportati al nord in quelli che furono dei veri e propri campi di concentramento. Il più conosciuto è il forte di Fenestrelle nella gelida Val Chisone, che fu definito il lager dei Savoia, dove vissero e morirono di stenti e sofferenze centinaia di uomini del sud. Altri campi di concentramento furono organizzati a San Maurizio Canavese, ad Alessandria, a Genova, a Savona, a Bergamo, a Milano, a Modena, a Bologna e in altre località del nord dell'Italia ormai unita. Gli ex sudditi borbonici venivano schiavizzati e utilizzati in lavori pesanti come per la costruzione delle ferrovie. Chi invece era riuscito a sfuggire alla deportazione nei laghi del nord Italia trovò rifugio in montagna, dove si organizzava
realizzarono i primi gruppi di quelli che passeranno poi alla storia come i briganti. Anche loro subiranno una feroce repressione che provocherà migliaia di vittime. In 10 anni i morti tra deportati e briganti sono state stimate, forse per eccesso, in 1 milione di morti su una popolazione delle 2 Sicilie di poco più di 9 milioni. Si trattò comunque di un eccidio, una persecuzione anche razziale che non verrà ricordata e nemmeno commemorata. Negli anni 60 a Gaeta sono state rinvenute prove concrete del terrore e del sangue versato dai borbonici durante i 3 mesi dell'assedio concluso nel febbraio del 1861. Durante gli scavi per la realizzazione di una scuola è stata rinvenuta una fossa comune con scheletri, ossa, pezzi di divise militari, bottoni e monete. Gaeta, conosciuta anche come il secondo Stato Pontificio, avrebbe pagato anche perché colpevole di aver dato asilo, 11 anni prima, a Papa Pio IX, che era in fuga dalla Repubblica Romana. Professor Zanella, lei ha detto sono troppi 1 milione. Sono morti Sì, troppi. assolutamente, non si può assolutamente dar credito a 1 milione di morti come per... La nostra fonte qual è? Non esiste assolutamente. Io vi cito Carmine rispondi. Pinto, che è considerato uno dei massimi studiosi, penso che il collega De Crescenzo lo conosca bene, Carmine Pinto, insieme con Franco Moltese, sono gli unici che hanno potuto studiare degli archivi del 1863, quindi toccando con mano, e hanno scritto dei libri che sono diventati di riferimento assoluto. Va detto che i briganti, quando vengono quantificati, quando vengono ricercati, si raggiunge una cifra che non supera per eccesso 30.000. Per eccesso 30.000, 25.000 un'altra fonte, e se parliamo di morti fra uccisi, arrestati o che si sono arresi, non si supera la cifra dei 15.000. Ecco, io sto dalla parte degli studiosi che fanno la storia con i documenti di riferimento e non con certe narrazioni un po' troppo colorite o romanzate. Ecco, e mi riferisco a autori, diciamo, che hanno studiato il brigantaggio come Barbero, Bossuto e Costanzo, che hanno scritto anche dei libri a riguardo. Per cui anche il riferimento che è stato fatto ai lager dei Savoia, queste sono definizioni un po' forzate a mio avviso, perché anche per Fenestrelle, se vogliamo avere dei dati, non sono certo questi numeri, si parla di 40 morti in 5 anni. 40 morti in 5 anni. Ma non è proprio così, non è proprio così. Non è proprio così. Adesso entriamo in una diciamo... Adesso sentiamo le varie versioni, poi ai nostri telespettatori la decisione di capire Io cosa è successo. l'ascolto, poi... Prego. Allora, io dico questo, io ho visto delle interviste, delle dichiarazioni, delle trasmissioni di Barbero via internet, ma non sono assolutamente d'accordo, perché quel banditismo all'epoca di Borbone non c'era. Prego, Crescenzo. Perfettamente d'accordo con lei, perché in realtà Barbero studia non il brigantaggio ma il caso Fenestrelle. Per quello che riguarda il brigantaggio, qui devo dire, insieme anche con Pinto, di cui ho letto questo libro 3 volte, nonostante sia, insomma, di diverse centinaia di pagine, l'ho studiato, l'ho analizzato bene. Pinto in quel libro che avrebbe dovuto chiudere la questione brigantaggio, in realtà non chiude purtroppo nulla, perché dice tutto e dopo 2 pagine l'esatto contrario. Quindi fu un brigantaggio endemico, però fu anche una invasione straniera, fu un brigantaggio, non si chiude la questione brigantaggio in quel libro, e meno che mai la chiude Barbero, il quale addirittura porta avanti sui briganti una tesi, devo dire, strana, insomma, no? Per non usare altri aggettivi, perché lui parla di un brigantaggio come una guerra civile interna al sud. Cioè, qui c'è un signore che si chiama D'Azeglio, anche lui certamente non di simpatie borboniche o neoborboniche, il quale a un certo punto dice: noi qua dobbiamo metterci d'accordo, perché in altri posti d'Italia dove siamo andati ci hanno accolti e ci hanno aperto le porte, qui invece pare che siamo costretti a mandare centinaia di battaglioni e pare che non bastino mai, no? Quindi dobbiamo capire se una parte dell'Italia, quella del sud, ci vuole o non ci vuole. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in tutto il sud Italia per circa 10 anni, anche più di 10 anni, furono portati circa 200.000 soldati a fare che cosa?
a dirigere una guerra civile oppure come se fossero stati dei vigili urbani. Tutto questo, come diceva giustamente prima Ermanno, e risponde quello che dice Ermanno, trova la sua conferma in dati archivistici che ho avuto la fortuna e la sfortuna di studiare in tutti questi anni in cui ho avuto la possibilità di specializzarmi in archivistica. Io divento borbonico in archivio, non per altre motivazioni. Viene fuori un dato incontrovertibile, cioè prima il brigantaggio c'era, ma era veramente un brigantaggio endemico, era un brigantaggio così come possiamo riferirlo, che ne so, in Lombardia ai Bravi, oppure nello stesso Piemonte c'erano varie bande che si univano tra loro ed erano delle bande criminali, così come sono sempre esistite in tutti i paesi del mondo. E infatti i Borboni fronteggiavano questo tipo di fenomeno con la polizia, no? Tra l'altro anche in maniera abbastanza forte, perché non a caso i poliziotti borbonici li chiamavano i feroci, e non a caso poi tra l'altro gran parte di queste bande erano tenute a bada da questa polizia, che certamente non richiedeva l'impiego di 200.000 soldati. Insomma, di che cosa parliamo? Questo fenomeno, per queste dimensioni, per questa durata, fu essenzialmente legato a questa invasione, che trovò poi una complicità in una parte della società locale. Chiaramente gli ascari ci sono dappertutto, è capitato in Veneto, è capitato in Piemonte, è capitato pure giù al sud Italia, quando si cerca qualcuno che magari per soldi viene assoldato, no? E lo dice la parola stessa, per entrare a far parte della Guardia Nazionale, o magari per diventare ministro, o magari per diventare sindaco, insomma gli ascari li troviamo sempre, e quindi inevitabilmente una parte della società aderì a questo processo di unificazione italiana. Però quello fu un fenomeno straordinario che costrinse i piemontesi a usare circa 200.000 soldati per circa 10 anni, a riempire le prigioni spesso di migliaia di persone senza processo. A volte dimenticavano la gente in galera, ci sono tanti documenti in archivio e non sapevano nemmeno perché stavano più in galera quelli che stavano in galera. Alcuni morirono, così come capitò a Fenestrelle. La visione riduzionista, possiamo dire quasi negazionista, di Barbero, con cui ha avuto un bel confronto, per me un bellissimo confronto a Bari, appena uscì il suo libro su Fenestrelle, è stata in qualche modo chiarita definitivamente da un docente universitario che tra l'altro è vicino a voi, perché lui ha insegnato fino a pochi mesi fa all'Università di Padova, ha insegnato tra l'altro in una cattedra importante che è metodologia della ricerca, in cui ha pubblicato proprio pochi giorni fa un libro in cui vengono smantellate in maniera maniacale, ossessiva, tutte le tesi semplicistiche, riduzioniste e negazioniste di Barbero a proposito di Fenestrelle, grazie a ricerche archivistiche che lui ha fatto soprattutto all'archivio di Torino in circa 4-5 anni, nonostante tutte le difficoltà, perché questo poi riguarda anche Ponte Landolfo e altri centri, no? Altri centri vittima di queste rappresaglie, di questa repressione operata dall'esercito sabaudo. Chi frequenta gli archivi, io ho avuto la fortuna di frequentarli per molti anni, di continuare a frequentarli, sa bene che in realtà gli archivi conservano 1/100 della documentazione prodotta. Quindi sapete meglio di me che pochi anni fa sono stati trovati nell'archivio centrale dello Stato a Roma alcuni armadi con le ante rivolte verso la parete, in cui grazie ad una scoperta casuale si è capito che quelli contenevano i documenti delle famose stragi fatte dai nazifascisti durante la seconda guerra mondiale. Se nessuno avesse mai scoperto quegli armadi, nessuno avrebbe mai saputo che cosa era successo tra il 43 intorno al 43 e al 44 in Italia. E figuriamoci che cosa vuol dire quello che è successo poi molti anni prima, in un momento in cui era anche più complicato gestire gli archivi, in un momento in cui gli storici sabautisti, si chiamavano così, controllavano, erano funzionari dello Stato che controllavano queste documentazioni. Tutto questo è riportato, per quello che riguarda Fenestrelle, in questo libro uscito appunto pochi giorni fa, a cura del professor Giuseppe Cangemi, e che dimostra come le tesi semplicisticamente riduzioniste di Barbero e degli altri che hanno lavorato a questo tipo di obiettivo, quasi di missione, dicono delle cose che in fondo non hanno un fondamento di carattere archivistico. A Fenestrelle morirono diverse centinaia di soldati napoletani, in tutta la campagna, giustamente in quel filmato molto bello che ho visto prima, venivano citati anche altri posti, no? San Maurizio Canavese, Genova, le altre fortezze che erano disseminate in tutto il nord Italia, con questo cavillo della legge Pica che dal 1863 consentiva al governo sabaudo di deportare intere famiglie, separando i maschi dalle femmine, i figli dalle madri e dai padri. E questa deportazione, era la legge dei domicili coatti, portò in tutto il nord Italia diverse migliaia di persone. Guardi, forse il milione di morti, lì pure io non ho riscontri archivistici, ripeto, molto spesso probabilmente questi riscontri non si troveranno mai, ma io parlerei invece più che di 1 milione di morti,
tutti poi da rintracciare eventualmente, e obiettivamente non è facile, so che Gangemi sta lavorando anche a quelle che sono le vittime civili e aspetteremo i risultati di queste sue ricerche archivistiche. Io parlerei sicuramente, senza ombra di dubbio, di 1 milione di vittime, e per vittime intendo briganti massacrati, briganti fucilati, migliaia di meridionali deportati, un esercito intero in cui la gran parte dei soldati, al grido di uno Dio, uno re, preferì la morte, preferì la deportazione, la galera, piuttosto che accettare di cambiare il giuramento fatto sul re Borbone, sulla patria napoletana e sul loro Dio. E quindi Fenesterle non è un caso isolato, ma rappresenta un simbolo di tutto quello che è successo a questi poveri soldati dopo le battaglie che sono state ben descritte prima nel video che abbiamo visto insieme. Insomma, la deportazione dei civili, la deportazione dei soldati, la distruzione delle masserie. I soldati sabauti avevano la possibilità di fucilare i cani sul posto, perché abbaiavano al loro passaggio. Uccidere dei cani in una masseria in Lucania, in Puglia, o magari in Campania, in montagna, significava far perdere le attività a quelli che lavoravano lì. La leva obbligatoria di 7 anni, che con i Borboni non c'era, significa perdere delle braccia, delle forze che in qualche modo potevano aiutare la gente a sopravvivere. Io parlerei abbondantemente di 1 milione di morti. E le tesi anche semplicistiche di Molfese, che pure ho studiato molto bene e molto attentamente, con le sue ricerche che ha condotto presso questo, anche in quel caso presso l'archivio della Camera, e lui dice che quelle carte, insieme a un altro che ha studiato bene le carte degli archivi, che era il generale Crociani, e anche un altro ufficiale dell'esercito che era Cesare Cesari, sono tra i pochi che hanno studiato le carte, Cesari e Molfese, parlano di documenti come avanzi di un naufragio. Cesare Cesari, che agli inizi del Novecento, dopo questo libro monumentale, inventariando un po' di quello che aveva trovato sul brigantaggio, dice: avete presente un mazzo di carte? Avete presente quando uno mischia queste carte più volte? Ecco, io così ho trovato i resti di questo naufragio, di queste carte del brigantaggio. Allora è chiaro che è complicato trovare i nomi, i cognomi o i codici fiscali o le fotografie dei morti di Ponte Landolfo, di Casalduni, di Auletta, di Fagnano in Calabria, o magari della stessa Castellammare del Golfo, quella bambina di 9 anni uccisa dai soldati sabauti. Insomma, sono centinaia, migliaia i casi che poi vengono fuori anche casualmente da questi archivi, per cui io non faccio fatica a pensare che siamo di fronte. Ecco, Molfese per esempio parla di circa 5.000 morti. La cosa che nessuno ha messo mai in evidenza è che i morti di cui parla Molfese sono riferiti a una parte degli archivi che lui ritrovò all'interno della Camera a Roma, e per giunta riferiti a pochi mesi. Quindi, proiettando i dati di Molfese su tutti i 10 anni o oltre di brigantaggio in tutto il Sud Italia, siamo di fronte a cifre abominevoli. Cioè sono cifre intollerabili, sarebbero intollerabili anche 15.000 vittime, ma qui siamo ben oltre le decine di migliaia di vittime. Lo abbiamo sommariamente anche dai censimenti che vengono fatti successivamente, prima all'epoca del Borbonica e successivamente all'epoca del Regno d'Italia. E chiaramente una posizione... Lei dice una cosa molto giusta. Sì. Dice una cosa molto giusta che lo scrittore Pino Aprile riporta in un suo libro molto documentato, che è Carnefici, del quale spesso si parla male, ma perché forse in tanti non l'hanno letto. Quando Maestri, si chiamava così, responsabile delle ricerche statistiche del governo Sabaudo, accompagna la relazione relativa alle statistiche della popolazione, sa di quanti morti più o meno parla, quando in realtà confronta quei dati con i dati precedenti? Tra 500.000 e 800.000 persone mancanti. Certo. Dice, poi per la guerra in corso si è capito che abbiamo avuto difficoltà. Insomma, qua parliamo di 500.000 di persone che in una ricerca statistica ci sono e poi non ci sono più. Ripeto, io non posso avere la certezza, ma nessuno forse l'avrà mai, la certezza di questo 1 milione di morti. Sappiamo però per certo che siamo di fronte a 1 milione di vittime complessive, e io credo che nessuno aveva il diritto di fare tutto questo a una parte della popolazione italiana. Così come noi oggi, anche stasera, e vi ringrazio ancora per questo, abbiamo il diritto probabilmente di raccontarle queste cose. Qui non si vuole tornare indietro nel tempo, non si vogliono vendette, non si vogliono risarcimenti. Ma adesso... Abbiamo però il diritto e il dovere di raccontare la storia. Questo non c'è dubbio, ma credo che sia importante questa discussione, questo apporto di documenti o questa posizione anche diversa, perché i nostri telespettatori abbiano una
propria visione, una propria capacità di poter giudicare e capire cose diverse. Per esempio, faccio un esempio, è stata tolta l'enfiteusi all'epoca dell'arrivo quando è stata fatta l'Italia. L'enfiteusi era una regola medievale dove chi coltivava la terra ne aveva non la proprietà ma il possesso. E allora, fin tanto che avesse coltivato la terra, poteva darla in eredità ai figli che potessero continuare a coltivare la terra. Questa era una grande risorsa, perché era una ridistribuzione delle ricchezze della coltivazione della terra che andavano a vantaggio della popolazione e non c'erano tasse su questa coltivazione. Poi vediamo invece cosa arriva. Quando arrivano i Savoia fanno un ordine stranissimo, tagliare tutti i gelsi che ci sono nel sud. E cosa succede? Come mai avevano bisogno di tagliare questi alberi? Sì, perché una delle risorse della popolazione medio-bassa, quindi dei contadini, era proprio la coltivazione del gelso e la coltivazione dei bachi da seta. E la tessitura dei bachi da seta era una delle risorse essenziali del sud, ma anche del nord. Il tagliare l'alimento per i bachi da seta, che mangia solo del gelso, voleva dire immiserire le famiglie. E difatti ci sono centinaia, migliaia di tessiture di seta che spariscono nel giro di un anno perché non ci sono più bachi da coltivare, non c'è più il gelso. Allora, questa è unità d'Italia, mi domando, o è il massacro del Sud? Prego, professore. Sì, intanto ho ascoltato con interesse le osservazioni che fa il collega De Crescenzo per quanto riguarda la ricerca ancora in corso per stabilire effettivamente, anche se è difficile ormai nonostante gli archivi a disposizione. Teniamo conto appunto dell'osservazione che sta facendo lei, direttore, che il retroterra del brigantaggio è e resta la miseria, in primis, e questo che motiva. Il brigantaggio in generale non ha mai goduto di un appoggio internazionale, non ha mai avuto un consenso popolare. È vero che lo scontro con la Guardia Nazionale avviene anche sulla base di una impreparazione dell'esercito piemontese, che di formazione francese, perché la formazione è francese, è impreparato. Il fante italiano è impreparato a questo tipo di guerriglia. Gli scontri più cruenti avvengono non nelle città, dove la Guardia Nazionale ha il controllo, ma avvengono nelle campagne, avvengono dove la guerriglia per il brigantaggio è il terreno ideale. Teniamo conto anche che l'esercito sabaudo in questo mentre è impreparato anche sul piano della conoscenza del territorio. A fare le carte militari ci sarebbero voluti altri 8 anni per cominciare a orientarsi in un territorio che era un mistero. Tutto questo, basta che pensiamo al fronte collinare dell'Aspromonte o così via, insomma, tutto questo può essere stato il teatro indiretto dei truci fatti che possono essere avvenuti, ma va detto anche che questo brigantaggio per sopravvivere sequestrava anche i turisti. Un gruppo di turisti inglesi a Paestum sono stati sequestravano le diligenze o rapiti per ottenere cospicui risarcimenti. Insomma, c'è una forma di brigantaggio che sconfina anche nella criminalità. Non è solo una rivendicazione per quanto riguarda una reazione a una presenza che poteva essere sentita come usurpatrice. Certo, allora io ho trovato altre fonti per quel che riguarda il brigantaggio, fonti molto importanti e molto interessanti. Ci sono i finanziatori dei briganti, ma guarda caso, c'è perfino qualcuno che finanzia i briganti, tale e quale Churchill quando finanziava i partigiani italiani. No, gli americani hanno detto basta finanziare i partigiani perché alla fine della guerra possono venirci contro. E Churchill dice no, continuiamo, poi quello sarà un altro discorso. Ma d'altro canto era alleato
con Stalin, era alleato con Tito, quindi non è che doveva fare differenze. Alimentava Tito, finanziava Tito, Churchill, e quindi di necessità virtù. Ma la stessa cosa succede anche nel meridione più di 100 anni prima. Come mai? Come mai? Perché c'è Maria Sofia, che è una donna eccezionale, bisogna leggere la storia, consiglio ai nostri telespettatori, è una delle donne che ha fatto la storia, però naturalmente siccome è donna, è come la gente del sud, va messa da parte, poi chi ha la fortuna di leggere la storia di Maria Sofia è un'altra cosa, e se non inciampa sul libro non saprà mai chi è Maria Sofia. Maria Sofia è figlia di Sissi, l'imperatrice. E viene sposata, sorella, ed era più bella di Sissi l'imperatrice, è ancora più bella. E si sposa, diciamo, io ho letto matrimonio morganatico, se si intende quello, cioè io mi sposo con testimonio a distanza e quindi virtualmente sono sposa di Francesco II, che era re Franceschiello, e poi si incontrano a Bari assieme al padre, che pochi giorni dopo, qualche settimana più tardi, morirà perché aveva delle grandi malattie, e lui si trova improvvisamente a diventare re. Ma non c'è niente, è uno stato, non dico tranquillo, perché a quell'epoca non c'erano stati tranquilli. Quando è passato Napoleone ha sconvolto il sistema, e quindi sia nel regno di Sardegna, sia poi nello Stato Pontificio, sia a Venezia, c'era uno sconvolgimento, non c'era più un ordine precostituito a cui la gente si informava e proseguiva. Maria Sofia si sposa e è lei che a un certo punto stimola Francesco II, che dice: è impossibile che il mio parente mi venga addosso, mi faccia tutte quelle cose che mi raccontano di fare, eccetera. Probabilmente l'età, probabilmente anche il carattere, ma se uno è un pacifista ha colpe? Scusate, se uno non vuol fare le guerre ha colpe? Perché non è riuscito a vincere la guerra? A colpe? No, se no abbiamo una guerra alle porte in Ucraina. C'è qualche cretino che non... No, e siamo cretini noi perché non la vogliamo questa guerra, come non la voleva lui. Ma tutti i generali venduti, gli danno carte di credito ai generali, che poi quando alla fine dell'Unità d'Italia si presentano a Napoli per riscuotere i soldi, gli dicono anche: guarda che non vale niente. Possiamo trovare nomi e cognomi di questi generali che vengono presi per il cesto, no? E questa è il banditismo meridionale, chiamato banditismo, tutto quello che volete, viene finanziato da Maria Sofia, che ci rimetterà un sacco di soldi, non otterrà quello che doveva ottenere, ma ottiene una soddisfazione purtroppo tragica, che è quella di Bresci, quando ucciderà Umberto I, figlio di Vittorio Emanuele II, perché sia testimonianza che il finanziamento del viaggio di Bresci dall'America fino a Londra è stato finanziato dalla ex regina del Regno delle Due Sicilie. E abbiamo l'uccisione. In quel momento si pensava, perché l'Unità d'Italia non è quella che pensiamo noi, che abbiamo certezza che è successa. In quel momento l'Unità d'Italia non c'era. La gente non capiva cosa voleva dire l'Unità d'Italia. Per carità, i grandi politici avevano le idee chiare di come rubare, poi vedremo lo scandalo delle banche, la falsificazione, il produrre moneta falsa e tutto il resto, fa parte anche della storia italica, la storia delle ferrovie, sarebbe da scrivere un libro, ma quello che è importante capire è che c'era dietro uno stimolo e la gente credeva in questo. D'altro canto, i 42.000 ex soldati che vengono caricati sulle navi a Napoli e in altri porti e portati in Piemonte e spariti, perché poi si sono confusi a Fenestrelle cosa andavano a fare questi soldati?
Perché li chiudevano dentro fenestrelle e prima di metterli nella cella toglievano i balconi e toglievano le finestre e d'inverno non sapevano come sopravvivere perché erano prive anche di vestiti? E questi non erano banditi. Non si parla di banditi nella storia, si parla di deportazione e addirittura il regno di i Savoia sono costretti a affittare le navi perché non hanno navi sufficienti per il trasporto di tutta questa gente. Cosa andava a fare? Allora era necessario fare la Galleria del Frejus. E qui bisognerebbe che gli archivisti cercassero in questa direzione. Io ho cercato molto, non sono riuscito, ma un sospetto ce l'ho, perché a fare una galleria non è che ci si metta, diciamo, 10 giorni o qualche mese. Allora non c'erano le macchine che c'erano oggi, quindi un certo sospetto. Questa gente non veniva pagata, veniva solo eventualmente mantenuta perché lavorasse. Non c'erano risorse per queste persone. Quindi abbiamo una sorta di schiavismo dal sud verso il nord e approfittare di queste persone che non volevano cedere, riconoscere il Regno d'Italia. Dice: io sono dalla parte di Borbone, mi hanno sempre trattato bene. E allora in questo senso andiamo a vedere una cosa molto strana. Qual era l'economia del Sud? Visto che il Sud nell'immaginario collettivo è sempre la cosa peggiore che ci sia, i Borboni sono quelli cattivi, quelli che non sanno fare niente, i persecutori eccetera, e invece guarda caso abbiamo trovato dei dati economici che ci danno un'idea di cos'era il regno delle due Sicilie e tutto il resto d'Italia. Non c'è possibile una comparazione per dire che tutto il resto d'Italia non faceva il regno delle due Sicilie, per il tipo di governo che avevano, ma non solo, ma anche perché erano nati gli ospedali raccoglievano, non venivano raccolte le persone, c'erano delle pensioni, si era inventato già il sistema pensionistico, c'erano risorse e diciamo persone che venivano industrie che avevano decine di migliaia di lavoratori, perché il mondo industriale nel sud si era sviluppato rapidissimamente, evidentemente per una certa progettazione e capacità di governo, al nord no, perché pensavano solo a fare le guerre per conquistare e fare l'Italia. Chiaramente sono due cose diverse, ma il sud gestiva e aveva le tasse più basse di tutta Europa e aveva la moneta più credibile di tutta l'Europa. E allora passiamo al contributo numero 3. Il congresso di Vienna del 1815 aveva autorizzato il maresciallo napoleonico Gioacchino Murat a mantenere il regno di Napoli. Il regno di Sicilia invece restava a Ferdinando III di Borbone. Ma dopo l'appoggio di Murat a Napoleone durante i 100 giorni, il congresso lo depose, assegnando a Ferdinando di Borbone anche il regno di Napoli. L'8 dicembre 1816 i due regni furono unificati nel regno delle due Sicilie, con Napoli capitale ed il re con il nome di Ferdinando I delle due Sicilie. Si trattava di un regno che rappresentava un modello e che prima dell'unità d'Italia primeggiava in tanti settori. Il regno borbonico aveva la seconda flotta mercantile al mondo e la prima militare in Italia. Nel paese non c'era disoccupazione e nemmeno emigrazione. Erano molti invece quelli che entravano sapendo di poter trovare lavoro, usufruendo peraltro della tassazione più bassa dell'Europa del tempo. Gli operai lavoravano 8 ore al giorno e guadagnavano abbastanza per sostenere le loro famiglie e, primi in Italia, usufruirono di una pensione statale con l'istituzione di un sistema pensionistico che prevedeva una ritenuta del 2% sullo stipendio. In campo medico il regno borbonico poteva vantare il tasso di mortalità infantile più basso rispetto agli altri stati e in tutto il territorio c'erano ospedali ed ospizi nei quali lavoravano oltre 9.000 medici. In agricoltura la terra veniva concessa a chi la lavorava o regalata a chi la bonificava. Su 9 milioni di abitanti, 5 milioni e 300.000 erano in età lavorativa, 1 milione e 600.000 erano occupati nell'industria, 200.000 nel commercio e 3 milioni e mezzo in agricoltura e nella pesca.
Un'economia forte in un regno ricco, dove nelle banche erano conservati 443 milioni di lire e oro, più del patrimonio di tutti gli stati italiani messi insieme, ed era il paese con la maggiore quantità di moneta circolante in Italia. La borsa di Parigi all'epoca era la più importante del mondo, quotava i titoli pubblici del Regno Borbonico al 120%, quotazione più alta rispetto a tutti gli altri paesi. La moneta del Regno delle Due Sicilie era garantita in oro nel rapporto 1:1, per cui era particolarmente forte e stabile sui mercati europei. I ducati erano coniati in oro, i grani in argento, i tornesi in rame. Il denaro circolava e le banche finanziavano le imprese con prestiti a basso interesse. Questa era la realtà del Regno delle Due Sicilie, poi l'impresa dei Mille e arrivarono i Savoia. Il regno fu depredato, spogliato delle ricchezze e sottomesso. Ci pensarono prima i piemontesi, poi la politica dopo l'unità d'Italia. I risultati si conoscono. Ecco, questo è un breve scorcio di quella che è l'economia borbonica e l'economia successiva. Le tasse in breve tempo, in 10 anni, furono aumentate 10 volte. Gente che non aveva mai e non era costretta a pagare le tasse sotto i Borboni fu costretta a pagarle. E soprattutto furono privati del lavoro. Le aziende del sud vengono smontate e portate al nord. L'Ansaldo viene portata a Genova, giusto? Ed era di Palermo, mi pare. Quindi abbiamo una situazione molto... la domanda è questa, allora questi sono i fatti. Questa è unità d'Italia? Gennaro De Crescenzo, scusi. De Crescenzo. No, per carità. No, questa è una unificazione conquista che poi diventa nel corso degli anni anche una colonizzazione di carattere prima economico, poi purtroppo anche culturale e poi anche politico, perché sappiamo come le classi dirigenti meridionali sono state scelte in questi 160 anni, non sono mai state scelte per fare gli interessi del Sud a partire proprio dal 1860. All'inizio della trasmissione lei ha detto una cosa molto utile, è lo stesso Savoia che concepisce questa unificazione come la conquista, al punto che poi fa una cosa banalissima che non cambierà mai nel corso degli anni, cioè lui continua la numerazione di re di Sardegna. Lui è Vittorio Emanuele II re d'Italia, non esiste un Vittorio Emanuele I re d'Italia, lui continua la numerazione di quando era il re della Sardegna e del Piemonte. È una cosa semplicissima, ma che lui nemmeno nella forma cerca di cambiare. Insomma, è chiaro, l'intento è chiaro. Poi c'è tutta una serie di meccanismi che porta questo paese a diventare un paese a due velocità, un paese duale, no? Come giustamente si diceva in questo filmato, come ha rimarcato anche lei, c'erano qui al sud oltre 5.000 fabbriche con più di 24 operai. La percentuale di operai era superiore a quella in tante aree del sud, superiore alla percentuale di occupati delle industrie anche nel resto dell'Italia. 1.650.000 operai fino al 1860, da quanti operai ci sono al sud oggi? 1.650.000 circa. Quindi vuol dire che in 160 anni al sud questa industrializzazione non ha avuto una sua evoluzione, con delle punte di diamante importanti, una nei pressi di Napoli, a Pietrarsa, questa la più grande fabbrica metalmeccanica d'Italia, 1.050 operai, mentre l'Ansaldo a Genova ancora non era nata, anzi era nata, occupava solo 480 operai, e la Fiat non era ancora nata, e la fabbrica gemella, altrettanto famosa per le produzioni legate alle produzioni metalmeccaniche, quella di Mongiana nella profonda Calabria, che pure dava lavoro a 1.000 operai, a 2.000 con tutto l'indotto, il distretto industriale di quelle zone. Io ho trovato dei documenti in archivio, in particolare all'archivio del comune di Piombino, in cui vengono fuori i dati relativi al trasporto di macchinari da Mongiana nelle acciaierie dell'Umbria e anche della zona di Brescia, e con quei macchinari anche molto spesso gli operai che poi da quel momento in poi, finita la guerra del brigantaggio, iniziano a diventare emigranti, e questa è una pagina di storia che anche in Veneto conoscete bene, insomma, no? Quindi qui non è che si vuole, ripeto, tornare indietro nel tempo, ma se fino al 1860 dal sud Italia non emigrava nemmeno una persona. Io ho studiato le carte in archivio relative ai passaporti, alla questura, erano poche centinaia di unità di persone che emigravano ogni anno per un'emigrazione stagionale, o addirittura per andare a impiantare magari fabbriche
all'estero. Quasi come una specie di Pompei del tempo, c'è un imprenditore pugliese che pochi giorni prima dell'arrivo di Garibaldi chiede il permesso per andare in Grecia a impiantare una fabbrica di prodotti chimici. Quindi c'era un'economia che non era perfetta. Io non ho mai scritto, pur essendo borbonico, non ho mai detto che quella dei Borboni era l'età dell'oro. Era un'età nella quale c'era un territorio con un suo sviluppo, in cui i popoli governati e i governanti vivevano con una certa armonia, e i governanti cercavano di fare gli interessi dei popoli che governavano, perché in fondo erano anche i loro. Poi questa coincidenza banale e semplice si è perduta esattamente nel 1860, quando chi ci ha governato a partire da Savoia ha iniziato a non fare più gli interessi delle popolazioni di tutta l'Italia, ma magari solo di una parte dell'Italia, in particolare poi del Piemonte nei primi anni dell'unificazione. Quindi se tutti questi parametri, quelli relativi alle industrie, quelli relativi alla crescita demografica, dal 1750 al 1850 la popolazione del sud diventa più del doppio, cioè è più che raddoppiata, no? In circa 100 anni. Invece questa crescita di popolazione si ferma. Avevamo per esempio dei primati sconosciuti ma molto interessanti relativi alla longevità. Avevamo delle punte di longevità che fecero rimarcare diverse riviste scientifiche del tempo questo primato, perché nel Regno di Napoli c'era il più alto numero in Europa di novantenni e anche di persone che superavano i 90 anni. Ripeto, non era un paradiso, non era l'età dell'oro, ma evidentemente c'era la possibilità di sopravvivere in questa terra grazie alle attività che sono state ben sintetizzate nel video che abbiamo visto prima e che poi a poco alla volta smisero di essere positive, e da lì in poi abbiamo conosciuto un trend negativo che poi tutto sommato non è ancora finito, perché questa famosa, benedetta e maledetta questione meridionale nasce proprio in quegli anni, ma in 160 anni del resto non siamo stati capaci di risolverla, quindi c'è qualcosa che non quadra nel racconto complessivo di questa storia dell'unificazione italiana. Cerchiamo di approfondire. Era un percorso che è stato interrotto nel 1860. Cerchiamo di approfondire, non per negare una storia che abbiamo letto tutti, perché è la storia che si insegna a scuola, ma per capire la realtà. Dopodiché ognuno tirerà le somme e cercherà di capire un attimo quello che stava succedendo. Io vorrei fare soltanto un esempio. Garibaldi, quando arriva a Palermo, la prima cosa che fa, cosa fa? Va in banca, come fanno tutti. Quando conquisti una città, un paese, la prima cosa vai in banca. In banca all'epoca, in oro, c'erano la modica cifra, attualizzata ad oggi, di 2 miliardi e 500 milioni di euro attualizzati ad oggi, in moneta sonante, non frusciante, non era carta. Il direttore della banca, che era una delle banche più grandi al mondo, era un certo Ippolito Nievo. Quando Ippolito Nievo monta sul traghetto Ercole per partire 10 minuti dopo che è partita una cannoniera inglese che lo precede per andare a Napoli. Questo è un traghetto normale, cioè va a Napoli e torna indietro regolarmente. E riempie questo traghetto di casse, lui dice documenti, poi il traghetto affonda e purtroppo non riescono a trovare il traghetto nelle tracce di quello che è rimasto a galla, perché quando una nave affonda e a dichiarare che la nave è stata affondata è proprio quella cannoniera inglese che aveva davanti a lui. Lui seguiva Ercole seguiva la cannoniera inglese e davanti ad Ischia c'è una tempesta improvvisa e la nave affonda. Il nipote negli anni 60 ha finanziato una ricerca della nave e non sono riusciti a trovare tracce di nulla, ma per carità, evidentemente non sapevano il posto esatto. Ma questo vuol dire, questa è unità d'Italia, mi domando? Allora, tutti passavano dentro quella banca e tutti con motivazioni, perché veniva finanziato l'arruolamento dei garibaldini. E quindi, giustamente come diceva lei professore, hanno pagato e hanno arruolato 50.000 persone. E chi non andava? Mi pagano, quando mai avrò tanta fortuna di avere denaro contante e suonante, no? Ecco. E questo è
dei motivi per cui è stata, ed è uno dei motivi per cui Garibaldi torna indietro e poi sarà fermato all'Aspromonte. Dove è andato a finire tutto questo oro? Allora l'autore dei Tre Moschettieri, no? Alessandro Dumas, visto che in questa banca bastava presentarsi con una motivazione qualsiasi e dire io avanzo questi soldi perché io ho collaborato con voi a fare tutta una serie di cose, veniva immediatamente pagato, e Alessandro Dumas va e si presenta al nostro padovano e dice: io per venire qui, per fare la storia di questa conquista del Garibaldi eccetera, ho speso dei soldi, e presenta il conto e immediatamente viene pagato. Questa è Unità d'Italia, è l'inizio della corruzione, che è la stessa cosa quando Adami da Livorno va a Palermo, incontra Garibaldi e dice: ti ho dato, dammi che cosa? La prima concessione ferroviaria Messina. E questa è l'Unità d'Italia? Sì, è l'Unità d'Italia. Da là abbiamo imparato come si fa la politica italiana. Allora, a questo punto abbiamo un attimo di pubblicità, portino pazienza i nostri telespettatori se sono rimasti ad ascoltarci, e dopo proseguiremo invece sulla legge Pica, perché fanno una legge appositamente per giustificare una strage. Prego.